in collaborazione con Cari amiche e cari amici, caro amico mio, eccoci qua. Siamo alla puntata della pinza della Befana. Maestro, qui ti devo raccontare un piccolo antefatto. Vedi i bibanesi? Certo. Bepi da Re. Sì. Bepi da Re è quello che ha realizzato quest'idea, ha portato avanti quest'idea dei bibanesi che oggi vanno in tutto il mondo. Bepi da Re aveva un cuore grandissimo. Aveva un cuore grande, talmente grande che quando si faceva il panevin, no? Lui portava la Befana, come Befana, portava tutta la pinza che faceva lui, e mi ricordo che nella circonvallazione di Conegliano, dove oggi c'è il Palazzo di Vetro, si mettevano dei camion, sopra i camion si tagliava la pinza portata da Re e si faceva una gran festa. Questo per onorare la memoria di Bepi da Re, grande uomo. Grazie Bepi per esserci stato. Certo. Allora, noi torniamo alla pinza della Befana con radicchio. Per celebrare l'arrivo della Befana abbiamo scelto un dolce che unisce tradizione veneta e creatività. La pinza della Befana con il radicchio. Queste sono tutte idee del nostro maestro e lui ha preparato con delle piccole varianti, no? Anche dei piatti tradizionali. Certo. Un classico delle feste che profuma di ricordi, arricchito dal gusto raffinato del radicchio di Treviso, capace di donare alla ricetta un carattere unico e sorprendente. Morbida, profumata, leggermente rustica e irresistibilmente aromatica, la nostra pinza è il dolce perfetto per chiudere le festività con un abbraccio di sapori autentici. Ogni fetta racconta la sua semplicità delle ricette di una volta, ma con un tocco di modernità che conquista al primo assaggio. Perfetta da gustare a colazione, dopo pranzo o davanti a una tazza di fumante nelle sere d'inverno, mentre aspettiamo la Befana arrivi a portare ai buoni i dolci, anziché il carbone per i bambini cattivi. Allora, cosa dire? Non è un piatto difficile da fare, ma Molto è un piatto semplice. che non tutti sanno fare, vero maestro? Però la semplicità di questo piatto, quello presenti, per la sua semplicità ti fa un'atmosfera di piacere se tu lo gusti. Poi hai queste alternanze che arricchiscono l'uvetta, i fichi e quant'altro che lo E circonda. poi diremo anche Ecco, questo gli ingredienti. io sì. credo che per la Befana possa andare molto bene. Allora, amici, amiche, fate un attimino di attenzione. Ricordatevi però, ve lo dico sempre, io la dico un po' così veloce, gli ingredienti li racconto veloci, però li trovate, se andate a rivedere la trasmissione, li trovate poi in sovrimpressione. La pinza della Befana con radicchio. Maestro, per 4 persone tu hai messo 350 grammi di radicchio rosso di Treviso, le coste, hai detto. 350 grammi di farina da polenta gialla e 200 di farina bianca. Ma mi fermo un attimo qua, perché tutte e due le farine? Perché diciamo che qui noi nella marca trevisana siamo abituati a mangiare la polenta bianca, no? Che ovviamente non è sempre facile trovare la polenta bianca, però c'è anche tradizione della polenta gialla, sì. e quindi Hai mischiato un po', forse per dare il colore diverso anche alla pinza. Sì, anche perché la puoi fare
o con una farina o con l'altra. O con tutte e due insieme. Esatto. Va bene. Allora, le farine le abbiamo dette, 350 grammi di zucchero, 150 grammi di uvetta messa a bagno nel vino o nel liquore, 100 grammi di fichi secchi, 200 grammi di zucca lessata, la polpa, 20-25 grammi di lievito, 2 mele tagliate a piccoli pezzi, 150 grammi di burro, un quarto di latte o acqua, un pizzico di sale. La procedura è tagliate le coste di radicchio a pezzi di 2 cm, lavatele ed asciugatele, fatele caramellare con 150 grammi di zucchero con un pochino d'acqua a fuoco dolce. Dolce, ok. È vero? Sì. Cioè, Perfetto. belle caramellate. Sì. A colore dorato unite i pezzi di radicchio, mescolateli naturalmente e fateli rosolare nello zucchero caramellato. Quindi disporre sul tavolo da lavoro, perché adesso va lavorata, Sì, sì. giusto? Fate bollire in una casseruola il latte o l'acqua, versateci a pioggia la farina ed il lievito, mescolate ed aggiungete la farina gialla o lo zucchero, rimescolate per 25 minuti circa, quindi unite l'uvetta, il burro ed i fichi secchi tagliati a piccole fettine, la polpa di zucca, i pezzettini di radicchio passati al caramello ed una presina di sale. Di sale. Continuate la cottura per altri 20 minuti a fuoco dolce tenendo sempre l'impasto mescolato. Imburrate una teglia da forno, spruzzatela con la farina, versateci il composto, uniformate, mettete a calore moderato fino a doratura. Ok, perfetto. È qualcosa di eccezionale e questa è la vera pinza. Sì. E poi diciamo che è il pane dei poveri. Una volta facevano la pinza, era il dolce dei poveri, Sì. no? È il dolce dei poveri, sì. Che ha, ripeto, naturalmente fatto con grande maestria anche Bepi Dare. Dai. Ok? Bene, cosa dite? Cosa dici di questo? Niente, io sono contento di presentare questa pizza perché è un dolce talmente semplice e molto piacevole che può andare a colazione al mattino, può andare a mezzogiorno per fare l'aperitivo un po' lungo, alla sera con il latte oppure con altre tipologie di cose come volete fare. Questo è il dolce dei poveri che ovviamente nei tempi che furono, Ma nei- senza sì. luce, senza Bravo. luce, con una fiammella che era il lampione, con tavolate da 40 persone, alla sera c'era il falò e la pinza. Ecco, Queste bello. piccole cose, erano è piccole be- grandi cose. È bello perché sono quelle cose che con pochi ingredienti una volta le nostre tavole gioivano, le nostre tavole niente, è una Le cosa... persone godevano di Sì, questa cosa, di queste esatto. cose semplici. Speriamo che anche il futuro si Sia. torni a godere delle cose semplici, Ah, sì. delle cose naturali, Naturali, perché la cosa più bella è la natura. La natura, dobbiamo E la tornare- semplicità la nelle semplicità cose. e la natura. Allora noi con semplicità auguriamo Bravo. buona Befana ai nostri ascoltatori, un abbraccio alle nostre donne lì davanti che ci guardano e un arrivederci alla prossima. Ecco, buona puntata. Befana e che non porti tanto carbone. Poco carbone. Poco carbone, mi raccomando. In collaborazione con